Parla tifoso dell'Azzurra. Oggi vi portiamo notizie su mister Luciano Spalletti e le sue reazioni dopo il risultato dell'ultima partita contro il Milan. Ma prima non dimenticare di lasciare il tuo mi piace e di iscriverti al nostro canale per non perderti nessuna notizia della tua squadra del cuore. Dopo la sconfitta contro il Milan, Luciano Spalletti ha tenuto una conferenza stampa e ha mostrato la sua disapprovazione per il risultato. L'allenatore ha elogiato la squadra avversaria e ha parlato anche della prestazione degli arbitri durante la partita. Ha affermato che ci sono stati contatti e impatti, ma che gli arbitri non hanno saputo valutare la situazione e hanno finito per fare del male al Napoli. Il mister ha anche sottolineato che, nonostante la sconfitta, la squadra ha lottato fino alla fine e ha mostrato una buona prestazione. Ha fatto un commento sull'importanza della Champions League, chiarendo che il Napoli non può permettersi di perdere punti importanti nella competizione. E tu tifoso del Napoli, cosa ne pensi del risultato dell'ultima partita e delle dichiarazioni rilasciate dal tecnico Luciano Spalletti? Lascia il tuo commento qui sotto e interagiamo insieme. Nonostante la sconfitta, il Napoli è ancora in lotta per i titoli della stagione, giocando in Champions League, Coppa Italia e Campionato Italiano. Con un allenatore esperto come Luciano Spalletti, la squadra ha tutti i presupposti per rimettersi in piedi e cercare la vittoria nelle prossime partite. E tu tifoso napoletano, cosa ti aspetti dalla squadra nelle prossime partite e competizioni? Lascia la tua opinione nei commenti qui sotto e tifiamo insieme per il nostro team. Forza Napoli sempre!